quindi insomma sono molto felice, siamo molto orgogliosi di ospitare questo evento e anche un po' emozionati perché insomma vedere tutti questi ragazzi che hanno con grande fatica, ambiziosi, hanno raggiunto questi traguardi, insomma è molto emozionante per tutti noi. Beh, storicamente la nostra regione ha fatto crescere e celebrato dei grandissimi campioni, Dino Zoff, Fabio Capello e chi più ne ha più ne metta. Insomma, oggi ci sono anche queste giovani promesse che ci auguriamo tutti possano ritagliare qualche pagina sportiva importante da qui ai prossimi anni. Non era il finale che si aspettavano le stelle sportive del Friuli Venezia Giulia, quello di Udinese-Roma, ma nel pre-partita è stata importante la giornata dedicata alle eccellenze sportive della regione, tra chi ha già in mano il pass per le prossime Olimpiadi e chi ancora deve provare a strapparlo. Tra i protagonisti della passerella organizzata con il main sponsor Io sono Friuli Venezia Giulia, l'Udinese ha ospitato l'icona della scherma italiana Mara Navarria, i campioni del tennis tavolo paralimpico Giada Rossi e Matteo Parenzan e l'oro olimpico del ciclismo Jonathan Milan. Mara non smette mai di stupire, c'è invece chi è riuscito a stupire, mi viene in mente un Asia Tavano che ha fatto una stagione clamorosa, ma tutti gli atleti, tutti gli atleti che vedremo qui oggi o che non vedremo qui oggi, ma speriamo di vedere a Parigi 2024, meritano una menzione, un riconoscimento da parte delle istituzioni. Prima di essere presentati ai 25.000 spettatori che riempivano le tribune del Blue Energy Stadium, i testimonial del brand Io sono Friuli Venezia Giulia, che identifica la promozione turistica del territorio regionale, hanno partecipato a un dibattito sui valori dello sport e sul loro legame con il territorio. Ci sono tanti testimonial che possono portare in giro l'orgoglio del Friuli Venezia Giulia. Lo sport è uno di questi. Oggi abbiamo un numero di ragazzi, altri, lo dirò dopo, non sono qui, ma si sono già qualificati per le Olimpiadi. Farò i nomi dopo, tra cui Navaria e Milan ovviamente, e siamo già a una quindicina, sedicina di ragazzi e soprattutto ragazze questa volta, che ci rappresenteranno nella massima manifestazione sportiva mondiale, che sono le Olimpiadi. Di questo sono molto orgoglioso.